Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. E da Saburo 24. Grande sub, il sub giapponese, vai. Buono, allora, rotta numero 21 da Beijing a Tokyo. Quindi rotta giapponese e siamo pronti a sentire i super discorsi del sub in giapponese. No, ti puoi anche dimenticare. Nice. Il Saburo-san. Viva Saburo-san. Sto montando da non so quanto. Senti, che percorso stai facendo? Cioè le due rotte o dove passo? Le rotte, esatto. Allora, Beijing, Tokyo. Da dove parti? Ok, Sì. e in mezzo praticamente ci sono solo le due Coree, quindi c'è un po' di oceano e le due Coree, basta. Quindi... E quindi atterri dove? è Tokyo centro proprio, l'aeroporto principale di Tokyo. Di Tokyo. Io ti aspetto lì, col cartello. Sì, infatti, vedo già il Ci ho sabbio. messo... E il Kumenda ci ho messo, non ti puoi sbagliare. Ok, Poi tipo, trovi un figo della Madonna. Ah, ragazzono, grande Sam. Grande. Ma sei venuto anche con le due giapponesine che ti avevo chiesto? Ovvio. Cine-chan. No, mi dispiace. 4. Grande. Fa niente, no? Va benissimo. Forse Bella raga, stiamo sorvolando la Corea del Nord. Siamo qua in mezzo alle montagne perché come sapete, insomma, in Corea ci sono anche i campionati mondiali di sci alpino, quindi Pyongyang è una località sciistica. Non lo sapevi, Ma Sab? Corea del Nord? Non lo sapevi? Corea del Nord? Sì. Io non ci andrei neanche morto in Corea del Nord. Beh, certo. Dopo i casini che hanno con la dittatura. Sì, infatti, dittatura. Cioè, può darsi pure che non ti fanno più partire, rimani lì. Vabbè, ma ragazzi, ma lo Io sapete? starei attento, sai, a sorvolare la Corea del Nord perché hanno gli antiaerei, io ti ho avvisato. Hai ragione. Vedi te. Hai ragione, ma se non so se lo sai, Sab, ma addirittura la squadra di calcio della Corea del Nord, quando ha fatto i mondiali in Sudafrica, Sì, si è messa a piangere. ha fatto da cagare. E il dittatore coreano voleva proprio voleva quasi ucciderli. Cioè, una cosa vergognosa. Ma io mi ricordo che comunque si misero a piangere, no? Se non sbaglio. Sì, perché avevano paura, Perché avevano paura erano- della reazione No. del coso, del dittatore. Ah sì? No, Sì, io sì. mi ricordavo che tipo non potevano giocare. Se non sbaglio, non mi ricordo, forse era alle Olimpiadi, mi sono sbagliato io. Che stavano piangendo perché non potevano. Non lo so, non mi ricordo. Vorrei dire una cazzata. Vabbè, Poi dai, magari Sab, nei commenti qualcuno più... Sab ha sempre ragione. In ogni preparato. caso il ladrone ha ragione. Certo. Comunque aspetta che Certo. devo parlare con la torre di controllo coreana, eh. Roger, Chin Chang King, Komping Pyongyang Center. Chin Win Will Chin King. Madonna, oh. Sab, mi puoi tradurre? Hiroshiro. Sab, mi puoi... Cosa te? Perché, scusa, la radio... Stanno parlando alla radio così? Dai, Sì. non ci credo. Sì, Ching Yang No, Pong. non ci credo. Chiang Pong. Pyongyang Center. No, Stanno cosa vuol dicendo, dire? buttati, apri il paracadute, stanno dicendo. Ok. Oh, raga, Oceano Pacifico. E in giapponese, la traduzione giapponese è Hochichi Pacific. Quindi questa è la traduzione giapponese di Oceano Pacifico. O no, Sabo, ragione? Certo, come da sempre ragione. Ok. Ecco, guarda che bello il tramonto giapponese. Dove cazzo è il sole? Eccolo qua, guarda che romantico. Io e il Sab 3 metri sopra il Pacifico. Ah, che bello. Certo. Sono andato a vedere il film perché è strepitoso. Ma quanto Giusto? coglioni siamo. Siamo Tanto. Mamma. Troppo, direi. Oddio. Comunque, il tempo è sereno, perfetto. Come si dice? Non c'è vento, non c'è un cazzo, quindi proprio volo tranquillissimo. Il Sab non è venuto anche lui a volare perché avevo dei problemini con la linea, sì, no, con la linea del fisico, perché
sono sempre messo bene da quel punto, ma con la linea di internet... Mannaggia tu. eh, Non credo che qualcuno aveva capito la linea del fisico. Tutti no, avevano anche capito la perché linea della connessione. avete però. visto le foto, ragazzi, sono un Comenda perfetto. Io, il Sab e il Piada, siamo tre esseri splendidi. C'è il Piada, Lol. che è più sexy di Monica Bellucci e Angelina Jolie. Il Sab... Il Sab... Il Certo. Sab... Il Sab che è un misto tra Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. Addirittura, ma quando mai? E io invece che sono io invece sono un misto tra aspetta, tra Rosy Bindi e Non lo sa Shevchenko. neanche lui. Ah, Rosy Bindi c'è. Oddio, madonna. Oddio. Credo tu abbia ragione. Raga, ormai vedo gli aeroporti, cioè, ma io non ho parole, cioè, è veramente obesa Tokyo, cioè, ha 2 aeroporti giganteschi, no, tre ne ha, 1, 2, 3, no, più non che credo. Tokyo è super Te l'avevo obesa. detto, il Giappone. Puttana, adesso Il vediamo, Giappone è così. adesso voglio fare un Chin Chun Chan per il Sab, ma non trovo Tokyo, dove cazzo è, aspetta. 4 aeroporti, ragazzi, 4 aeroporti. Vabbè, raga, non ho problemi di atterrare, insomma, ce ne sono 4, cioè, adesso andiamo un po' in cerca dei grattacieli giapponesi e magari di qualche geisha, anche, sinceramente. Vabbè. Mayday. Ma Cioè, va, voi capite fare un viaggio in aereo mentre lui vi porta, che ne so, a Tokyo? È un pericolo. Oh, eccoli qua. Si mette a parlare con la radio. Raga, ecco qua, questi sono i giapponesi. Sono i grattacieli e poi pochi ce ne sono, raga, questi sono. Eccoli qua. Guarda, solo per voi. Eccoli qua. Proprio, madonna, che merda di grafica, mamma mia. Allora, ci passo in mezzo. Tipo 11 settembre, oh cazzo, oh cazzo. Eccoli qua. Che merda però, raga, veramente uno scandalo. Eccoli qua. Eccoli qua. Japan, viva Mila Ishiro e Oli e Benji. Ovvio. Oh, qua c'è lo stadio! Ishiro, se lo guarda. Ah, beh. Questo è il coso che aspetta, il vaffanculo stadium, qual è? Non me lo ricordo, cazzo. Non me lo ricordo il nome, incredibilmente il commento non si ricorda il nome. Ma è quello della finale dei mondiali comunque. Eccolo qua. Ciao Fiori, sta giocando... No, Fiori, che c'è anche una partita. Incredibile. Incredibile, raga. C'è Oli e Benzi insieme a Mark Landers. Bellissimo. Vai, raga, adesso però devo atterrare perché sennò finisco il carburante. Guarda che bello. Allora. Na 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 na. Na 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 na. Ta na 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 na. Si sente? Sì. La 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 la. Il Sab è un giappo la la la. No, bellissimo, sto atterrando proprio in un aeroporto, quello più piccolo, da buon coglionazzo, però proprio quello dove c'è sul mare, no, il più bello. Che culo. Bella, bella. Ta-na-na-na-na. Il Sab è il ladro di Shog. La 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 la. Oddio, attenzione raga, non voglio andare per campi di riso, no, campi di riso, no, i campi di riso, ok, sono un po' storto. Aspetta, vai raga. No, cazzo, è piccola la pista. No, no. Frena zoccola, no, ho sbagliato, ho accelerato al posto di frenare, sono una zoccola umana, sono una zoccola umana, Un zoccolo no. umano. No. Attenzione no, perché c'è anche quella non no, umana, lo no, ripeto sempre. vado in acqua, oddio, no. No, attenzione. Vabbè, dai, ci sta, fai vedere un po' che ne so, Oddio. il giapponese. Ragazzi, e questo è il più bello della storia, ho sbagliato tasto, ho accelerato, sono nei campi di riso. No, fai pollice in su per l'atterraggio. No, fai pollice in su. Nei campi di riso? Nei campi di riso? Sì, è lì, no, sì, sta lì in Su cerca. Shogun! Oddio. Siamo su Shogun! Madonna. Senti, Madonna. non ti infilare nel boschetto e non camperare. Ok, vabbè ragazzi, ho fatto questo, dai, siamo sinceri, in realtà non ho sbagliato, era per intrattenere il pubblico con un atterraggio da coglionazzo, cioè, sto cercando di salvarmi in corner, oddio, va bene dai raga, questa era una tappa di festa, c'è il Sab, il Comenda è diventato papà perché mi è nato un figlio,
si chiama Comendino Veneziano, quindi io sono felice oggi e volevo fare questa rotta un po' alla cazzo con atterraggio da pro pupetto proprio, proprio da pro pupetto. Assolutamente. Ecco. Raga, dopo tutti questi vaneggi, un saluto dal Comendone Veneziano. E da Saburo anche. Ciao!